Allora andiamo con Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, un servizio, un videomessaggio tutto da ascoltare anche perché ha toccato dei temi fondamentali, temi cardine che vanno al di là della sicurezza delle forze di polizia. Lo sentiamo. Ben ritrovati cari telespettatori, non potevo che iniziare con la notizia di lutto che accompagna la Polizia di Stato, nuovamente un collega che ci ha lasciato prematuramente, chiaramente a 37 anni, un uomo che è sposato con 2 figli, caduto in servizio, Pasquale Apicella, che unitamente a Salvatore Colucci questa notte hanno sventato un furto a un istituto bancario. A Salvatore Colucci i miei auguri di pronta guarigione e purtroppo alla famiglia di Apicella vanno le mie sentite condoglianze a nome mio personale e del FSP Polizia di Stato. Purtroppo un uomo importantissimo in questo periodo di controlli. Vi dico solamente alcuni dati: siamo già a 10 milioni i controlli effettuati. Solo nella giornata di ieri, ve li leggo così come sono 241.968 le persone controllate, 7.939 le sanzioni elevate, 41 le persone denunciate per falsa dichiarazione e 5 le persone denunciate perché trovandosi fuori la propria abitazione senza giustificato motivo. Su 10 milioni credo in questo momento la giornata di ieri e i 240.000 persone che erano state controllate nel giorno del 25, credo che siano dati tutto sommato che possiamo accettare. Le persone credo che in Italia siano corrette, ma la politica non è corretta in questo momento secondo me con gli italiani, e la politica italiana in questo momento, lo dico senza remore, è una politica miope, perché non guarda quello che sta succedendo fuori nel mondo economico nell'Italia, è sorda perché non ascolta gli appelli dei commercianti e del mondo economico. Credo che siano situazioni molto importanti per la nostra politica, una politica che comunque così non può essere accettata. Se non si muore di Covid, si muore di fame. Questo è quello che potrà succedere, è quello che a me preoccupa come appartenente alle forze dell'ordine e chiaramente come appartenente dirigente sindacale, a vedere gli uomini in strada che magari dovranno scontrarsi con degli operai e utilizzare anche la forza per respingere magari manifestazioni non autorizzate. Questo sarebbe il più grave dolore che posso vedere in televisione o per la strada. È importante dire questo perché parliamo anche di giustizia. Vi pare giusto che siano stati liberati, perché di questo si tratta, liberazione? Forse il 25 aprile è venuto solo per questi pluripregiudicati che si sono trovati agli arresti domiciliari, pluripregiudicati, persone che hanno ucciso magistrati, bambini sciolti nell'acido, papà, nonni, persone che hanno ucciso, hanno fatto e compiuto, ordinato stragi, vengono liberati perché il magistrato, nonostante ci siano dei magistrati tra le persone ammazzate, generali di carabinieri, uomini delle forze dell'ordine, funzionari, ripeto, dello Stato, nonostante tutto questi sono persone che vengono messi a casa. Credo che sia vergognoso tutto questo perché c'è paura che possano ammalarsi e morire di Covid. Beh signori, vergognatevi, perché sono morti dei nonni, delle nonne, delle mamme, dei papà per questa maledetta malattia che poteva essere controllata e gestita in maniera diversa. Quindi scusate il mio appello, ma con questa politica io non ci sto. Da un sindacalista a un sindaco, lui è Pasqualino Codognotto, sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, lo sentiamo.